Buongiorno a tutti e buona domenica agli utenti di Frutti in Corso. Noi come gruppo non ci occuperemo di coronavirus del termine suo tecnico perché lo lasciamo fare alle autorità competenti alla sanità, ma quello che ci interessa sapere è che oggi ho saputo dalle forze dell'ordine che purtroppo dei disgraziati hanno approfittato di questa situazione. Ci sono delle persone che si spacciano per medici o addirittura per virologhi e quindi vanno in giro sfruttando un po' l'ingenuità di qualche anziano e spiegandogli che il coronavirus può essere trasmesso anche tramite le banconote, tramite gli oggetti di valore e quindi vanno per fare un test su questi oggetti qui. Il problema è che molti anziani, presi un pochino dal panico, dalle notizie che girano, aprono la porta e questi vanno a rubare tutto quello che c'è in casa e quindi cerchiamo di stare molto attenti, avvisiamo tutti i nostri parenti anziani, anche noi più giovani stiamo attenti perché presi un pochino del panico della situazione potremmo caderci e quindi mi raccomando, suonate anche alle persone che avete vicino che sapete essere anziane, sole e che magari non hanno parenti. Quindi mi raccomando, è importantissimo, non esiste nessuna macchina dell'USL, nessun organo competente che viene a casa a vedere le vostre cose. Prima di tutto perché ad oggi non è neanche stato detto che venga trasmesso tramite gli oggetti. Quindi vi auguro una buona domenica e sempre occhi aperti. Grazie a tutti.